sono le 8 del 28 marzo 2013 e mi trovo di nuovo a Castiglione di Suasa, l'ultimo paesino in provincia di Ancona, prima della provincia di Pesaro Urbino. Sono a un parcheggio e non ci fate caso, proprio una macchina doveva parcheggiare proprio dove ero io. Amen, va bene, ok. Questo spettacolare paesino questa sera ripreso in notturna. Ecco lassù davanti il lampione la torre dell'orologio ed eccola qua in completa buio. Cerchiamo di prendere il campanile, eccolo qua, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, da dove alle 8:15 riprenderemo il plenum, perché stasera si riprende il plenum dell'ultima cena Domine. E Pasqua sarò impegnato, non potrò riprendere nessun plenum, perciò accontentatevi questa sera di questo plenum che in occasione suona solo nelle festività. Un'altra inquadratura di questo splendido paesino con un bel vedere, si vede poco però il lampione, la facciata della chiesa e questa invece forse la zona più luminosa, probabilmente il plenum lo riprendiamo da qui. Ecco lo scorcio, la facciata della chiesa, la piazzetta ed ecco il campaniletto e adesso aspettiamo il plenum. Ed ecco, questo è il plenum. Adesso, appena apre la chiesa, farò una ripresa all'interno e poi rimango alla funzione.
Bene, eccoci giunti alla fine di questo programma festivo per l'ultima cena in Cena Domini, appunto, qui da Castelleone di Suasa in provincia di Ancona.
gli scherzi della diretta. Scusate per colui che è passato con quell'ape cross che probabilmente non sa quello che fa. Vabbè, pazienza, mi ha rovinato la registrazione, per quanto non si vede nulla perché purtroppo è veramente buio, però almeno il suono lo avete sentito e bene. L'ultimo plenum è stato composto da 3 plenum in successione, infatti avete sentito che ogni tanto si fermavano per poi ripartire. Adesso vi pregherei, dopo la visione di questo video, di rispettare praticamente questo triduo pasquale e almeno nella giornata di venerdì, se volete fare un commento fatelo, è ben lecito, ma cerchiamo di avere rispetto per colui che ingiustamente è morto per noi. E quindi, come la Chiesa e tutte le chiese del mondo cristiano legano le campane, cerchiamo anche noi di limitarci, o quantomeno, anzi, a non vedere del tutto suoni che riguardano il suono delle nostre campane. Almeno per un giorno all'anno riflettiamo su colui che ingiustamente è stato inchiodato a una croce. Buonasera a tutti da Campanaro 67, da Castiglione di Suasa in provincia di Ancona. Ciao a tutti e buona Pasqua!